Buongiorno, ben trovati in questo sabato Focus TG, edizione un pochino più corta rispetto al resto della settimana, ma davvero ricca di cronaca anche oggi. E allora, prima di andare ai tanti temi che vi sottoporremo oggi, tra l'altro seggi in allestimento, lo sapete bene, per il referendum costituzionale, per cui si voterà domani e lunedì, andiamo subito alla cronaca in centro a Vicenza con i nostri Daniele Garbin e Simone Squarcina, perché è stata una notte di paura per il cedimento a Palazzo del Territorio, messo in sicurezza dopo il lavoro di tecnici e vigili del fuoco. La piazza è stata riaperta. Allora, tutti gli aggiornamenti e anche le voci raccolte dal nostro Daniele Garbin, che vedo pronto. Daniele, a te, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo in piazza Matteotti, proprio vicino a Palazzo Chiericati, e alle mie spalle Teatro Olimpico. Ecco, l'edificio alle mie spalle è quello del Territorio che hai accennato, un'antica fortezza del 1300 che poi ha subito varie vicissitudini, che era stata poi una sede del Cannetti, l'Auditorio, che poi ha subito anche lesioni nella guerra e anche recente, quella del 44, e che era appunto oggetto da circa 2 anni di lavori di riqualificazione del tetto. Ecco, nella posa delle capriate però e nella fase di assestamento c'è stato qualche comportamento anomalo, diciamo così, delle capriate in legno, e creava una situazione di potenziale pericolo, perché la spinta laterale dei muri di questa capriata, di questa struttura del tetto che sorregge il tetto, poteva spingere il muro laterale all'esterno, soprattutto qui in via Leva degli Angeli. Questa situazione avrebbe potuto portare al crollo anche potenziale del muro sottostante. Ecco perché ieri proprio sono stati febbrili, sono rincorsi i lavori di verifica con protezione civile, tecnici, vigili del fuoco, ed è stata messa assolutamente in sicurezza l'intera area, facendo sgomberare una ventina di persone tra commercianti e residenti per precauzione, proprio perché era necessario capire l'entità e soprattutto se era una lesione che sarebbe destinata poi ad aumentare, quindi portare effettivamente al crollo del muro. Ecco, diciamo subito che questa mattina poi, durante questa notte febbrile di lavori, il pericolo sembra sia scampato, tant'è che è stata riaperta la circolazione. Proprio alle mie spalle anche il mercatino è assolutamente tornata alla normalità e anche i commercianti e i residenti sono tornati all'attività. È una fase che sembra rientrata. Ovviamente all'interno continuano i lavori di messa in sicurezza, anche perché è stata poi una notte febbrile. Noi abbiamo poco fa intervistato il sindaco proprio per fare il punto della situazione. Ecco, intanto sentiamo le parole del sindaco, che ha fatto il punto della situazione circa un'ora fa. Sono stati prodotti i materiali che servivano per la messa in sicurezza, a partire dalla produzione delle barre d'acciaio che abbiamo utilizzato sulle travi, quindi è stata una corsa contro il tempo, davvero un lavoro di squadra importante che ci ha consentito all'alba di questa mattina, dopo una notte qui in cantiere, di poter dichiarare la messa in sicurezza. Il problema è risolto, ma continuano i lavori sia oggi che domani, perché stiamo completando tutte le lavorazioni. Ci siamo concentrati ovviamente in una prima fase sulla messa in sicurezza, perché l'obiettivo era riaprire la strada, consentire di riaprire alle attività economiche che insistono su Leva degli Angeli e Piazza Matteotti. Ora ci dedichiamo a tutte le lavorazioni ulteriori per definire e rifinire, diciamo così, le lavorazioni. La scelta è stata quella di intervenire su tutte e 13 le capriate dell'area interessata dalle problematiche di ieri, in modo tale da avere un'ulteriore certezza e sicurezza. Quindi anche le capriate che non destavano ieri preoccupazione saranno però oggetto del medesimo intervento. Ecco, è stata, come diceva il sindaco, una notte di febbrili interventi. Proprio diceva un fabbro che ha fatto dei pezzi proprio metallici installati proprio in tempo reale, con una serie anche di attenzioni, proprio con sorvolo di droni che monitoravano proprio in fase così strutturale le possibili cadute del muro, con l'inserimento di prismi. Insomma, della mobilitazione tecnica che è stata impegnativa. Anche l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller è stato coinvolto e ha fatto anche lui tecnicamente il punto della situazione.
Ieri nel pomeriggio si è riscontrato un anomalo distanziamento di alcuni elementi delle nuove capriate. L'elemento di base della capriata chiamata catena praticamente spingeva verso l'esterno, aveva creato un piccolo distaccamento ma di pochi millimetri, ma comunque anomalo rispetto al funzionamento di una capriata. Quindi per sicurezza abbiamo prima di tutto messo in sicurezza le persone, quindi evitando che nella zona potessero sostare nei palazzi degli uffici o nei negozi sottostanti o lungo la strada delle persone, per poi andare a valutare insieme agli ingegneri, strutturisti e vigili del fuoco alcuni interventi necessari a consolidare questo elemento della capriata, perché se questo distaccamento fosse continuato, non potevamo sapere se sarebbe continuato, ma nel caso avrebbe potuto spingere sulle pareti esterne del palazzo e quindi creare le condizioni per un possibile crollo di alcune parti del palazzo stesso. Quindi un intervento molto complesso perché è avvenuto anche nell'immediato, quindi senza grandi tempi per potersi preparare, diciamo, ma che ha anche dimostrato una capacità di risposta alle emergenze, alle necessità molto importante. Anche di questo devo dire, come assessore sono molto soddisfatto, perché le criticità, i problemi, le emergenze possono nascere nel territorio, essere riusciti a intervenire nell'immediato e velocemente e proficuamente su un palazzo tra l'altro storico con chiaramente molti vincoli e molte criticità è un elemento comunque di soddisfazione. Ecco, facciamo anche un passo indietro, perché ieri sera comunque eravamo qui presenti, proprio abbiamo seguito tutte le fasi, è stato anche un momento di apprensione. Oggi si stira un sospiro di sollievo, ma ieri sera abbiamo raccolto anche l'impressione di alcuni negozianti, di alcuni commercianti che erano pronti a intervenire, ma in quel momento sono stati fatti sgomberare, soprattutto perché non si sapeva cosa sarebbe successo. Ecco, sentiamo le testimonianze di ieri. Io lavoro nell'erboristeria, niente, mi sono venuti a chiamare, mi hanno detto immediatamente esci e mi sono molto preoccupata, devo dire la verità, molto, perché non sono mai cose piacevoli, quindi meglio premurarsi prima e adesso siamo in attesa. La ringrazio. Soprattutto cosa le hanno detto, perché sembra un crollo di un muro. Pare che stia crollando il palazzo di fronte, antistante, quindi gentilmente sia veloce ed esca. Ecco. Io sono passato proprio nel momento in cui hanno transennato tutto, che appunto hanno detto che un ingegnere è sceso giù dicendo di evacuare immediatamente Sorio, perché stavo andando dentro a Sorio e in quel caso lì, dunque da lì sono qua fermo, ma non c'è nessuna informazione, non ho nessuna informazione in me. Sei spaventato? Beh, in quel momento devo essere sincero, sì, perché bastavano 30 secondi, ero dentro a Sorio, ma che comunque non si è risolto tutto per adesso a livello personale, però sì, c'è un po' di preoccupazione dappertutto, perché è un palazzo anche un po' particolare, cioè, diciamo. Ecco, prima di concludere ricordiamo a chi si fosse anche sintonizzato adesso che l'allarme è rientrato questa mattina, proprio la situazione è tornata normale e anche questa preoccupazione, ovvio, comprensibile, è rientrata. Ecco, ricordiamo sempre l'importanza di questo luogo, proprio siamo al fine di Corso Palladio, in piazza Matteotti di fronte a Palazzo Chiericati e soprattutto nell'isolato che contiene il Teatro Olimpico, non basta dire altro. Ecco, questa situazione al momento comunque è continuamente monitorata, ovviamente noi seguiremo la vicenda per ulteriori approfondimenti al TG di questa sera. Direi che da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Grazie ai colleghi della redazione di Vicenza, Daniele Garbin, Simone Squarcina. Quindi avete visto, è stata una notte davvero di lavori frenetici per risistemare in tempo per la riapertura al traffico della piazza il palazzo e metterlo in sicurezza. Andiamo avanti con le notizie di queste ultime ore. Stamattina intorno alle 7:45 i vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti a Pincara in via Varghetto per un soccorso persona. L'allarme è scattato dopo la scomparsa dalla tarda serata di ieri di un uomo di mezza età. Durante le ricerche la sua autovettura era stata individuata lungo la sponda del canale che costeggia la via. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco, tra cui lo vedete un mezzo nautico con gommone per perlustrare l'area. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto senza vita nelle acque del canale vicino a dove era stata trovata la macchina. Presenti anche i sanitari del 118 per la constatazione del decesso, i carabinieri intervenuti per gli accertamenti di rito.
E c'è stata un'altra tragedia in montagna in queste ultime ore sul Monte Bianco. Una frana ha provocato un crollo di pietre, costato la vita a un 43enne di Pieve di Cadore, Cordoglio nel Bellunese, e anche a Maniago, dove l'uomo, papà di una bimba, era nato. Lutto per le comunità di Pieve di Cadore e di Maniago. Carlo Chiodini, 43 anni, è morto ieri in un incidente sul Monte Bianco e lascia un figlio di soli 7 anni. L'uomo era originario di Maniago, in provincia di Pordenone, ma da anni risiedeva a Pozzale di Pieve di Cadore, di dove sono originari la madre Carolina e i nonni materni, ed è qui che è maturato il suo amore per le montagne. L'incidente è avvenuto in Francia, a 3.400 metri di quota, sul Grand Flambeau, poco distante dal confine italiano in Alta Savoia. Una frana ha colto di sorpresa il gruppo di cui faceva parte, che era composto da 3 alpinisti italiani, tra cui una guida. Secondo quanto comunicato dalla Gendarmeria di Alta Montagna delle Hautes-Alpes, Chiodini è morto sul colpo, mentre una seconda persona ha riportato fratture multiple. La guida è rimasta illesa. L'alpinista è ferito, è stato recuperato e trasportato in elicottero all'ospedale di Annecy. La tragedia è avvenuta durante un corso per aspiranti guide organizzato dal Collegio Guide Alpine del Friuli, Venezia Giulia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori francesi e le autorità competenti, impegnati nelle operazioni di recupero e nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Cordoglio è stato espresso alla famiglia della vittima da parte delle amministrazioni comunali sia del paese di origine che di quello di residenza. Fin qui la ricostruzione di quest'ultima tragedia in montagna. Adesso noi ci spostiamo a Padova, dove un latitante con un passato da ladro di magazzini, un 55enne romeno, è stato sorpreso dalla polizia mentre nella notte perlustrava capannoni proprio nella zona industriale di Padova, pronto evidentemente a colpire di nuovo. Allora eccola qui, Marta Zatta con Cristian Roque Allende per i dettagli. Marta, a te. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, hai detto bene, è stato arrestato proprio questa notte alle 2:30 il latitante dal 2023, un uomo di 55 anni di origine rumene. Gli agenti della questura di Padova lo hanno notato in via Belgio, proprio nella zona industriale di Padova, mentre stava a quanto pare studiando un nuovo colpo con ogni probabilità. L'uomo appunto non era nuovo a vicende del genere. Nel 2006 infatti assieme ad una banda aveva rapinato una nota azienda di Limena. La banda era appunto entrata all'interno dell'azienda causando anche grossi danni da un valore complessivo di 15.000 euro e avevano rubato anche all'interno diversi contanti, all'incirca stiamo parlando di 10.000 euro. Ecco, questo è solo un esempio appunto della condotta di quest'uomo, che è stato appunto fermato, bloccato dagli agenti della questura, che l'hanno prontamente arrestato. Ma vediamo nel dettaglio la ricostruzione di quanto fatto dagli agenti della questura di Padova nel servizio che ora vi mostriamo, e poi la linea può tornare allo studio. Bloccato nella notte mentre si aggirava tra i capannoni della zona industriale di Padova. Era un latitante ricercato da oltre 2 anni e pronto con ogni probabilità a colpire ancora. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno di 55 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per oltre 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. L'intervento è avvenuto intorno alle 2 di notte durante un servizio di controllo del territorio. Una pattuglia delle volanti ha notato l'uomo a piedi in via Belgio, intento a osservare con attenzione alcuni capannoni industriali, un atteggiamento che ha subito insospettito gli agenti. Fermato per un controllo, il 55enne ha esibito un documento di identità rumeno, ma dagli accertamenti è emerso un provvedimento di cattura a suo carico attivo dal dicembre del 2023. L'uomo, con numerosi precedenti per furti e reati predatori, era infatti latitante e doveva scontare una pena di oltre 4 anni di carcere. Secondo gli investigatori, la sua presenza in zona non era casuale. Si ritiene stesse effettuando un sopralluogo in vista di possibili furti e danni di aziende, modalità già utilizzata in passato, soprattutto nei fine settimana. Il provvedimento eseguito trae origine da un colpo messo a segno nel 2009 in un'azienda di Limena. Insieme ad altri complici, il 55enne si era introdotto negli uffici, forzando una finestra, riuscendo ad aprire una cassaforte e a rubare denaro, oggetti di valore e materiale informatico, causando anche danni ingenti. Dopo l'identificazione
un'unificazione definitiva in questura, l'uomo è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova, dove sconterà la pena. Un intervento che, oltre a chiudere una lunga latitanza, potrebbe aver evitato un nuovo furto nella zona industriale. Questo dunque resoconto grazie ai colleghi di Padova. A Schio i carabinieri hanno arrestato invece un cittadino marocchino di 47 anni senza fissa dimora con diversi precedenti su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso 16 anni fa dalla Procura di Bologna per rapina e lesioni personali commessi nel 2007. L'immigrato è stato trovato in un bed and breakfast di Schio ed è stato portato nella casa circondariale di Vicenza dove sconterà la pena. Bloccato ad Este invece un 32enne per truffa, un anziano con la tecnica ormai nota purtroppo del finto carabiniere, il malvivente è finito in manette. Lo convincono di avere soldi falsi in casa e lo spingono a consegnare contanti per evitare guai giudiziari, ma la truffa viene scoperta in tempo e il responsabile finisce in manette. I carabinieri, con il supporto della polizia locale, hanno arrestato in flagranza ad Este un 32enne della provincia di Caserta, accusato di truffa pluriaggravata in concorso ai danni di un anziano. Tutto è iniziato attorno all'ora di pranzo, quando un 82enne del posto ha ricevuto una telefonata da finti carabinieri, impegnati, a loro dire, su indagini su banconote false. Raggirato dal racconto, l'anziano ha confermato di avere denaro in casa, accettando una presunta verifica da parte di personale in borghese per evitare conseguenze penali. Poco dopo si è presentato un giovane a bordo di un'auto nera. L'anziano gli ha consegnato 1.000 euro in contanti. Sempre guidato al telefono dai complici, è stato poi convinto a recarsi all'ufficio postale per prelevare altri 5.000 euro, accompagnato dallo stesso uomo. Determinante è stato l'intervento del fratello della vittima, che, insospettito dall'agitazione e dai movimenti, ha allertato i carabinieri. I militari hanno subito compreso la situazione, ritracciando l'anziano proprio all'ufficio postale, disorientato ma intenzionato a completare il prelievo. A quel punto è scattato il piano. Assistito anche dal personale in borghese della polizia locale, l'uomo ha finto di seguire le istruzioni dei truffatori, preparando una busta per la consegna. Quando il giovane si è ripresentato per ritirare il denaro, è stato bloccato dai carabinieri. La perquisizione ha permesso di recuperare i 1.000 euro sottratti poco prima, restituiti alla vittima. Il 32enne incensurato si muoveva con un'auto a noleggio ed è stato trovato in possesso di 2 cellulari ora sequestrati. Il giudice ha confermato l'arresto, disponendo l'obbligo di dimora nel comune di residenza, la presentazione alla polizia giudiziaria e la sospensione dell'assegno di inclusione. Fin qui la cronaca, lo avete sentito, torneremo alla cronaca tra pochissimo. Apriamo una parentesi sugli aumenti di prezzi legati al conflitto in Medio Oriente, i carburanti in particolare che molto preoccupano, gasolio, gas. La CGA di Mestre, che lo sapete il sabato fa un focus col suo ufficio studi sui vari temi legati naturalmente al mondo delle imprese, ma non solo, i consumatori, il fisco e il risparmio, dice che nonostante il taglio delle accise rispetto all'inizio dell'anno scorso, il prezzo del diesel alla pompa è cresciuto del 21% e in difficoltà non sono solo i trasportatori ma anche i tassisti, NCC, bus operator, agenti di commercio, che in Veneto sono complessivamente 29.000. Sentiamo la fotografia scattata da Paolo Zabeo, che è il coordinatore del centro studi della CGA. È molto positivo che il governo sia intervenuto per mitigare il caro carburante, ma non basta. Dall'inizio dell'anno, nonostante i tagli, il prezzo del diesel resta su livelli elevatissimi e a pagare il conto sono soprattutto gli autotrasportatori. Un comparto centrale per la nostra economia, visto che anche in Veneto l'80% delle merci viaggia su gomma. Sono in difficoltà anche tassisti, NCC, bus operator e agenti di commercio, categorie che per lavoro percorrono ogni anno centinaia di migliaia di chilometri. I rincari purtroppo hanno colpito anche le imprese che utilizzano mezzi elettrici per le consegne dell'ultimo miglio. Nel giro di 3 settimane il costo di una ricarica è balzato da 70 a 100 euro. Da qui la richiesta di misure urgenti a livello europeo che permettano ai Paesi membri di sterilizzare in modo strutturale la componente fiscale dei prodotti energetici, senza così compromettere l'equilibrio dei conti pubblici. Caro prezzi, che dunque preoccupa famiglie e imprese. Dalla Camera di Commercio di Belluno e Treviso ieri pomeriggio è partito un messaggio contro le speculazioni. Per il Vescovo di Treviso aumentare i prezzi è ingiusto, intanto il mondo dell'impresa chiede al governo nuovi interventi dopo il taglio delle accise. Che la guerra è ingiusta e la guerra crea
drammi, catastrofi. Da noi crea questo aumento di prezzi che non è giusto e che dovrebbe rivolgersi ad altro, l'economia dovrebbe costruire relazioni di pace. È un messaggio preciso rivolto a chi sta speculando sulla guerra, quello del vescovo di Treviso Michele Tomasi, che ancora una volta si mette a fianco delle famiglie. Il caro spesa altera la quotidianità, incide sulle relazioni e la capacità di futuro. E proprio di futuro in questi giorni si sta parlando in Camera di Commercio, con Treviso che sta ospitando il 17° Forum internazionale per l'informazione sulla salvaguardia della natura. Presenti e collegati giornalisti, esperti, ricercatori da tutto il mondo, rappresentanti di governo dalla Spagna alla Germania, passando per Uruguay e Stati Uniti. Programma ambizioso che deve però fare i conti con le contingenze del periodo, su tutte la guerra in Iran e le ripercussioni sul mercato energetico. Purtroppo le navi che passano per il stretto di Hormuz non sono solo quelle legate agli idrocarburi, ma bensì anche le merci che vanno in entrata e in uscita verso l'Asia, verso l'Oriente, e questo va a riflettere ovviamente sul carrello della spesa. Noi abbiamo la borsa merci qui che tratta i cereali, tratta i vini, tratta le carni bianche, e già questo è un termometro che avevamo, direi, in diretta. L'ente camerale registra quindi gli aumenti, non solo quelli alla pompa di benzina, dove peraltro è intervenuto proprio l'esecutivo con un taglio temporaneo alle accise, ma potrebbe non bastare. E io mi auguro che quanto prima si risolva o rallenti, insomma, possa rimettersi in moto il flusso delle navi che sono bloccate, però se questo non accadrà le cose cominciano a diventare ancora più serie. Il governo è intervenuto abbassando le accise, io mi auguro che ci siano anche altri interventi, perché credo che la cosa andrà molto più a lungo. Intanto la Camera di Commercio cerca di aprire nuovi mercati. Dopo l'America Latina, a metà giugno a Castelbrando si ospiterà un forum con Australia e Asia. Che sono mercati in crescita, ma anche perché c'è tanta italianità in quei paesi. In Australia c'è 1,5 milioni di italiani. Si farà perché insomma, questa guerra mi auguro che non duri una vita e che quindi quanto prima si chiuda e dare prospettive alle nostre imprese. Ragioni dell'economia, quella delle imprese, quella domestica, che mai devono prescindere dalla dimensione umana. Però pensiamo anche a tutte le popolazioni che vengono uccise in questo periodo, tutti quelli che vengono distrutte le case, i villaggi, la possibilità stessa di avere una possibilità di futuro. Aiutiamo in Terra Santa, aiutiamo in Ucraina e poi impariamo a difendere il bene della pace. Questo è l'appello del Vescovo, naturalmente. Allora, in questo clima che si celebra il referendum costituzionale, si va alle urne domani e lunedì, lo ricordiamo, modalità e orari naturalmente li ribadiremo nel corso dei nostri telegiornali. C'è un altro tema che interessa la location dei seggi, perché ci sono sempre più comuni che scelgono di toglierli dalle scuole così da evitare il blocco delle lezioni per un paio di giorni, come accade in molti istituti anche della provincia di Treviso. E proprio da Treviso è collegata da Casier la nostra Marta Marangon con Edoardo Paris, perché a Casier si è scelto di allestire i seggi elettorali in palestra, come già accade in altri comuni. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Dosson, davanti alle palestre, dove per la prima volta domani i cittadini saranno chiamati alle urne. Fino alla precedente tornata elettorale infatti si votava nella scuola elementare, che si trova dal lato opposto del parcheggio. La vedete nelle immagini di Edoardo Paris. Ebbene, da quest'anno il Comune ha deciso di trasferire i seggi nella palestra, proprio per evitare disagi alle famiglie che hanno i bambini a scuola e che sarebbero stati costretti ad interrompere le lezioni per 2, anche 3 giorni. Quindi la decisione è stata presa sia qui che appunto siamo nella frazione di Dosson, sia nella sede centrale a Casier. Sono stati allestiti i seggi. Con Edoardo Paris
Paris. Entriamo allora nella palestra per vedere come si sono organizzati. Ormai i seggi sono già stati allestiti ed è tutto pronto proprio per accogliere domani gli elettori. Gli spazi ovviamente sono molto ampi, ecco, questa è la palestra e come vedete con quei box in cartone sono state allestite le varie sezioni elettorali, all'interno delle quali poi ci sono le tradizionali cabine. Poi ve le facciamo vedere. Qui intanto abbiamo il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, assieme a Loris Zamberlan, presidente di Seggio. Sindaco, allora una decisione che avete deciso di prendere proprio per la prima volta qui a Casier. Sì. Difatti buongiorno a tutti, per la prima volta, fatto storico, che dai palazzetti delle palestre passiamo, dalle scuole passiamo ai palazzetti dello sport, proprio per non interrompere il programma della scuola, degli alunni, e non avere i genitori che si trovano i bambini a casa per 3 giorni e che magari non tutti hanno i nonni, non tutti hanno la possibilità di poter rimanerci a casa, e dunque quei 400 famiglie che abbiamo nelle scuole naturalmente non hanno questo disguido. È vero che interrompiamo per un weekend la parte sportiva, ma in qualche modo insomma quella si riesce a gestirla anche su altre palestre che abbiamo, e che naturalmente ringrazio anche tutta l'operatività dello sport, perché ci ha dato disponibilità il gestore di fare anche questo servizio qui, ed è un'occasione unica credo per Casier, e che oggi è giusto pensarci. Ecco, qui abbiamo anche Loris Zamberlan, presidente di Seggio, una novità insomma anche per voi che qui prestate il vostro lavoro. Sì, buongiorno a tutti, sì, è stata una novità anche per noi. Io sono un po' un veterano, un presidente di Seggio da almeno una ventina d'anni, e appunto il sindaco ci ha convocato per dirci questa novità, e oggi abbiamo apprezzato con mano l'allestimento. Secondo me è molto funzionale sia per i cittadini che verranno a votare, in quanto gli spazi sono ampi, e anche come è stato strutturato. Il fatto di non chiudere le scuole penso che sia una cosa molto positiva, e speriamo di essere un modello come comune anche per altri comuni italiani, e niente, quindi ci metteremo alla prova e cercheremo di fare come sempre del nostro meglio. Allora grazie, e vediamo intanto qui come sono stati allestiti. Lo vedete appunto con questi box di cartone sono state isolate le varie sezioni elettorali, all'interno delle quali ci sono le tradizionali cabine, dentro le quali appunto gli elettori potranno votare. Lo spazio è molto ampio, sono state installate anche queste sedie all'esterno per poter consentire l'attesa qualora ci fosse da aspettare. Qui le sezioni elettorali sono 7 nella palestra di Dosson, mentre 4 sono quelle nella palestra di Casier. Casier non è l'unico comune in provincia di Treviso che ha scelto questa modalità di voto, c'è anche il comune di Zerobranco che l'ha già sperimentata anche in passato. Certo, nel numero totale degli elettori, oltre 670.000 quelli che sono chiamati alle urne in provincia di Treviso, pochi sono coloro che potranno utilizzare usufruire di questa modalità. Lo ricordiamo, si vota domani domenica dalle 7 alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. E da Casier è tutto, restituisco la linea. Grazie a Marta Maragone, Edoardo Paris, grazie agli ospiti naturalmente. Dunque questa è la nuova modalità, ma questa piccola grande rivoluzione sta riguardando un po' tutte le province del Veneto, proprio per non mettere in difficoltà le famiglie che devono naturalmente gestire nei giorni di chiusura delle scuole i loro figli, i loro ragazzi. Torniamo al clima economico in cui si inserisce anche questa consultazione elettorale. L'agricoltura
un'agricoltura che guarda alle difficoltà, agli aumenti dei prezzi, dei costi di produzione aumentati addirittura del 30% con lo scoppio della guerra in Medio Oriente, che ancora non è evidentemente alle battute finali, anche se il presidente americano Trump così aveva annunciato. Il presidente di Coldiretti Vicenza lancia un appello all'Unione Europea per abbassare i prezzi. E allora da Bassano andiamo a sentire Mirko Cavallin con, per la parte tecnica, Alessandro Costacurta. Buongiorno da Bassano del Grappa con Alessandro Costacurta alla parte tecnica e col presidente di Coldiretti Vicenza Pietro Guderzo. Torniamo, presidente, sul tema degli aumenti, non solo il carburante alla pompa, nonostante la riduzione delle accise che quasi tutti hanno applicato in questi giorni, però rimane un tema, il costo diretto di voi produttori che dovete sopportare, e poi prezzo e costo che si riversa anche sui clienti. Partiamo dal tema energetico, quindi corrente elettrica e carburanti. Sì, ovviamente per noi aziende agricole incide molto il costo energetico, in primis, ma anche del carburante. Purtroppo siamo in una fase in cui i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli scendono e i costi aumentano, quindi ovviamente mette un po' a rischio quella che è la struttura economica delle aziende agricole. Bene il taglio delle accise, è stata fatta anche una misura di credito d'imposta per il settore pesca. Sarebbe auspicabile che questo credito d'imposta fosse allargato anche a tutto il comparto agricolo. Siamo all'inizio della stagione produttiva e quindi fertilizzanti, antiparassitari, anche questi stanno subendo aumenti importanti. Ci spieghi però qual è il mercato, cioè dove andate a prenderli e non sempre per vostra scelta? Sì, qui la situazione è un po' complessa da spiegare. Ovviamente questo è un periodo di speculazione, perché non si spiega nel giro di pochi giorni, insomma, un aumento così repentino nonostante gli scenari internazionali. Il tema è che da una parte si limita l'utilizzo dei concimi organici naturali, quindi quelli prodotti dalla zootecnia, e quindi si è costretti ad andare a reperire fertilizzanti che sono di provenienza da tutti i paesi extra-UE. In più è stato aggiunto un autodazio che si è autoimposto dall'Europa sulla produzione dei fertilizzanti per i paesi di fuori dall'UE, sommato al rincaro ovviamente manda fuori in mercato le aziende agricole, che ovviamente per produrre devono anche pur dar da mangiare anche alle piante e concimare, insomma, i campi, e anche qui, insomma, si chiede magari una visione, diciamo, un po' meno autolesionista e un po' più volta anche all'utilizzo del materiale organico, che in agricoltura ce n'è in abbondanza, per fortuna. 4 anni fa parlavamo di questi stessi temi dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Quella ancora non è finita, adesso si è aggiunta anche questa in Medio Oriente e il settore primario continua a soffrire, appunto. Voi cosa chiedete all'Europa, al governo italiano, per le rispettive competenze? Ma come dicevo prima, allargare il credito d'imposta sui carburanti anche alle aziende agricole, e poi il tema è che gli anelli più deboli della catena sono i consumatori e i produttori agricoli, e viviamo in un contesto in cui vedremo i prezzi aumentare, diciamo, sui banconi, sui mercati e nei supermercati, e dall'altra parte i prezzi agricoli che invece continuano a scendere. Serviranno delle misure straordinarie, anche qui l'Europa, ripeto, deve un po' cambiare la propria visione autolesionista e, insomma, dare un po' più libertà di manovra al mondo agricolo, e soprattutto non diciamo, soffocare con burocrazia inutile nel momento in cui poi sei costretto comunque ad andare a reperire all'estero i prodotti, dove leggi non sono certamente come quelle europee e italiane. Un ultimo cenno lo facciamo, visto che siamo all'inizio della primavera, alle prospettive. Insomma, è stato un inverno con abbastanza neve in montagna, quindi penso alla risorsa idrica. Che prospettive vedete come Coldiretti? Ma adesso al di là della neve o non neve, c'è un tema ovviamente che è quello delle acque, e anche lì noi abbiamo sempre spinto, insomma, per attuare una politica di gestione delle acque che vada in favore, insomma, del mondo agricolo. Poi purtroppo subiamo quelli che sono gli scenari internazionali, vediamo cosa sta succedendo con il prezzo del latte, che purtroppo è crollato. Lo stesso è accaduto
con i cereali, quindi anche qui sarà da fare dei ragionamenti sia a livello nazionale che a livello regionale per strutturare delle filiere che diano valore ai prodotti agricoli, soprattutto quelli di qualità, penso a tutto il discorso delle DOP e IGP, in modo tale da ridistribuire anche il valore di prodotti così importanti lungo tutta la filiera e che si arrivi insomma a dare dignità anche al lavoro degli agricoltori. Grazie a Pietro Guderzo, presidente di Coldiretti Vicenza. Alessandro Costacuta, la parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi. Grazie ai colleghi di Bassano. Questo è il punto di vista dell'agricoltura. Più tardi sentiremo anche quello degli artigiani preoccupati per i rincari del gas nella fattispecie. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta col nostro Focus TG in questo sabato 21 marzo, primo giorno di primavera ma anche vigilia del referendum costituzionale e poi dai molti significati, perché domani sarà anche il giorno dell'ultimo saluto al leader della Lega Umberto Bossi, il Senatur, e ci saranno tanti trevigiani. Abbiamo fatto un focus su una delle province più leghiste naturalmente del Veneto e d'Italia, domani a Pontida per i funerali di Bossi. La segreteria provinciale sta studiando tra l'altro anche la possibilità di organizzare dei pullman al K3, sede provinciale, bandiere listate a lutto e il ricordo commosso dei leghisti di ieri e di oggi. Ma la Lega Trevigiana è una Lega che lo ha amato profondamente e visceralmente e che lo ama tuttora profondamente e visceralmente. Io ho ricevuto tantissime telefonate per se organizzavamo magari un pullman per i funerali, vediamo cosa riusciamo a fare. Porte aperte, bandiere listate a lutto al K3, e non potrebbe essere altrimenti nella sede del Carroccio della provincia più leghista d'Italia, primato certo offuscato ma non del tutto svanito. Tra queste mura Umberto Bossi è stato più di un riferimento, trade union tra vecchie e nuove generazioni di politici e amministratori. In tanti si stanno organizzando per esserci ai funerali a Pontida, e questo a poco meno di un anno dall'addio a un altro pezzo della Lega, Giancarlo Gentilini. Di certo ci saranno l'attuale segretario provinciale Dimitri Coin con Giampaolo Gobbo, colonna portante del partito di ieri e di oggi. Io ho avuto la fortuna di andarlo a trovare qualche volta appunto assieme a Paolo. È una perdita che comunque è pesante, la presenza si sentiva comunque. Bossi c'era sempre, quando si parlava di Bossi tutti stavano in silenzio, qui a Treviso sicuramente. L'ultimo incontro con il Senatur risale al Natale scorso e già si stava progettando una visita per Pasqua. Gobbo, che con Bossi ha condiviso tante battaglie, gli alti e i bassi di ogni parabola politica, fatica a trattenere la commozione. Alle sue spalle una foto del 2000. Un uomo del popolo, un vero uomo del popolo, con degli ideali e con un coraggio enorme. Un grande uomo, un maestro di vita per me. Cosa le ha insegnato? Tantissimo. Stare dalla parte del popolo, della gente. Assolutamente, sembrava un burbero. A me mandava spesso a fare e dopo non dico l'altra parola, ma diciamo che dalle 2, 3, 4 del mattino in poi bisognava essere sempre pronti, perché poteva succedere qualsiasi cosa, per cui eravamo veramente sempre pronti. Un Bossi sanguigno dentro e fuori la scena pubblica, ma pur sempre presente anche nel suo ultimo lungo crepuscolo. Ricordo perfettamente la telefonata quando sono diventato sindaco e anche la telefonata che c'è stata quando c'è stata la candidatura a sindaco. Cosa le disse quando vinse? Di spingere, di correre, di combattere, perché ricordo che lui era un combattente nato. Ci mancherà una figura visionaria, capace di vedere lungo, e penso che riuscire a guardare queste sfide con anticipo sia una delle principali caratteristiche che deve avere un politico. Era il 28 aprile 2012, da pochi giorni Bossi si era dimesso da leader del Carroccio. A Conegliano, bersaglio delle sue ultime graffiate, fu il governo Monti, ma non mancarono riferimenti agli scandali che in quei frangenti stavano travolgendo lui e il partito, e così si rivolse alla platea che lo aspettava in strada per un comizio. Ebbene, tanto vi ringrazio davvero in un momento così difficile che
trovo degli amici che ricordano perché c'è la Lega, cosa sta andando a fare via. Ma sentiamo altre voci di altri leghisti ancora su questa perdita per il Carroccio. Mi ricordo del grande Umberto prima della malattia, prima dell'ictus, e sicuramente certi personaggi non sarebbero stati sicuramente neppure lasciati andare, non si sarebbe neppure lasciato avvicinare. È chiaro che qualcuno poi ha sfruttato il suo lavoro per fini propri, dispiace perché è caduto, diciamo, nel dimenticatoio, ma soprattutto io mi ricordo l'Umberto Bossi prima dell'ictus e sicuramente era un uomo politico che non si sarebbe mai fatto calpestare da chi in questo momento ne ha tratto vantaggio. Non è solo il momento del cordoglio per Gian Antonio Darè, uno dei grandi espulsi della Lega salviniana, forse il più eccellente. Attorno a Bossi, fa intendere, si era creata una spessa coltre di ipocrisia, quasi un isolamento forzato. Ma vede, in politica la gratitudine non esiste, esiste l'ingratitudine, esiste cogliere il momento giusto per fini propri, e lui è stato un grande politico della politica italiana, soprattutto ha saputo, ripeto, mettere insieme la destra e la sinistra per un fine ultimo che era la grande idea del federalismo. Guarda il suo ex leader, anche Flavio Tosi, ora Forza Italia, un rapporto, quello tra lui e Bossi, spesso al centro delle cronache politiche. Talvolta abbiamo avuto opinioni diverse perché ci siamo confrontati vivacemente sulla secessione, alla quale ero contrario, sulla lotta all'Europa e all'euro, sulla quale non ero d'accordo, però c'è sempre stato reciproca stima, amicizia, rispetto. Lascia un segno perché ha posto per primo la questione settentrionale, che c'è ancora, e quindi ha segnato la storia dell'Italia con un carattere magari piuttosto vivace, esuberante, però onesto, sincero, leale e corretto. Quindi un ricordo affettuoso ad Umberto. Chi in Lega c'è ancora, pur conservando lo spirito ribelle del Senatur, è di certo Roberto Bulldog Marcato. Il suo è un messaggio a chi Bossi, se non rinnegato, lo ha dimenticato. E mi sono candidato in nome di Bossi e ho dedicato a lui la vittoria quando in Veneto imperava Tosi con Maroni, e io, come sempre ho fatto in vita mia, sto sui valori e io mi sono candidato da bossiano. Se non ci fosse stato Bossi con quei simboli che qualcuno oggi guarda come naif, no, magari anche un po' schifato, magari, ecco, ricordo anche a questi signorini della politica che senza Bossi, con tutto il suo apparato comunicativo, oggi non ci sarebbero, non ci saremmo, non ci sarebbe Marcato, Zaia, Stefani, Salvini stesso e tanti amministratori, sindaci che di fatto a Bossi devono tutto. E domani dunque a Pontida i funerali di Umberto Bossi, con la Lega che in queste ultime ore, nelle scorse ore di chiusura della campagna referendaria, ma anche per le elezioni suppletive, ha sospeso ogni manifestazione. A Venezia invece, dove fervono i lavori per la campagna elettorale, per le elezioni amministrative, è una giornata oggi di parecchi eventi e appuntamenti. Allora abbiamo in diretta da Marghera Filippo Fois col candidato sindaco di Venezia del centro-sinistra Andrea Martella, che inaugura la sede elettorale proprio a Marghera. A te Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Diretta Veneta. Siamo per l'appunto con Andrea Martella, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Venezia, in via Paleocapa, dove c'è uno delle nuove sedi elettorali che potremmo definire un centro d'ascolto dei cittadini. Sì, lo possiamo definire così, è la nostra sede elettorale che oggi abbiamo aperto qui a Marghera e che diventerà un luogo per ascoltare i cittadini, per conoscerne i problemi, sentirne le aspettative, cercare di trasformare le richieste in proposte concrete che vogliamo condividere e che poi vogliamo trasformare in azioni di governo. È stata una giornata, e non è ancora terminata, peraltro molto intensa a Venezia, perché lei stamattina è stato in varie realtà di Marghera. Sì, noi concepiamo la campagna elettorale come un momento per ascoltare i cittadini, andando nei luoghi laddove i cittadini vivono i problemi. Questa mattina siamo stati a Ca' Emiliani,
abbiamo visto la situazione in cui si trova quell'area, la situazione in cui si trovano le abitazioni che dipendono dall'ATER, dal comune, i ritardi che ci sono e quanto c'è da fare per dare una nuova qualità della vita e dei servizi ai cittadini. È un impegno che ci prendiamo perché noi siamo qui per cambiare le cose, non per gestire l'esistente, e per cambiare le cose dovremo farlo innanzitutto dando una prospettiva di una vita migliore ai cittadini per quanto riguarda l'abitazione, per quanto riguarda la sicurezza e per quanto riguarda i loro diritti, a cominciare dalla sanità. Tra l'altro questo pomeriggio, credo nel primo pomeriggio, sarà a Catene, che è un'altra zona della municipalità di Marghera. Ieri era a Tessera, quindi invece siamo nella municipalità di Favaro Veneto. Che quadro sta uscendo dai cittadini che incontra della vita in questo comune? Sta uscendo un quadro di tante proposte che non sono state ascoltate dall'amministrazione Brugnaro-Venturini. Sta uscendo un quadro per cui molti cittadini mi dicono: guarda, noi non siamo stati ascoltati, nessuno ci ha preso in considerazione, abbiamo fatto domande e nessuno ha risposto. È qualcosa di inammissibile e che deve cambiare. Ne esce una richiesta di dare una nuova forza alle municipalità, cioè a un luogo di governo del territorio il più vicino possibile ai cittadini, ed esce anche una grande voglia di cambiamento. Un cambiamento che noi cerchiamo di interpretare con serietà, con la serietà delle nostre proposte, perché penso che tutta la città, Marghera anche, possono vivere una fase di rinascita e non di declino come quello che si è visto nel corso di questi anni a causa dell'amministrazione Brugnaro-Venturini. Grazie ad Andrea Martella, candidato sindaco a Venezia alle prossime elezioni comunali. Per ora da qui è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois. Poi nel corso dei nostri telegiornali altri servizi anche sugli altri eventi, perché davvero a Venezia ferve la campagna elettorale. Allora torniamo alla cronaca, andiamo a vedere dal sito della Tribuna di Treviso un incidente avvenuto questa mattina, precipita dal tetto mentre fa manutenzione, c'è un 70enne grave, siamo a San Giacomo di Veglia, quindi a Vittorio Veneto, nell'Alta Marca trevigiana. Stava lavorando su un'abitazione, trovato a terra privo di sensi, è ora ricoverato in rianimazione, trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Oggi pomeriggio saranno celebrati anche i funerali del piccolo Francesco Tomasini, il figlio dei campioni italiani di rugby Elisa Forte e Ilario Tomasini, scomparso a soli 14 mesi. Eccolo qui il bimbo. Si terranno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Maiano, siamo in provincia di Udine. Tutto il mondo del rugby, del Triveneto e non solo si stringe al dolore, andrà ad accompagnare la famiglia con il massimo rispetto, uniti in un abbraccio silenzioso. Una giornata purtroppo di lutto per questa famiglia e per la comunità, come lo è stato a Villorba per i funerali di Samuel Mazzon, giovanissimo, anche lui neppure trentenne, morto in un incidente stradale alcuni giorni fa, e anche in questo caso tra l'altro ad accogliere il funerale è stato il mondo del rugby, perché si è svolto il funerale questa mattina proprio allo stadio del rugby. Torniamo a parlare degli aumenti perché purtroppo il tema è di strettissima attualità, gli artigiani sono estremamente preoccupati, il gas fa paura, con Confartigianato della Marca trevigiana Armando Sartori che fa il punto su quelli che sono gli aumenti in vista e che preoccupano naturalmente le aziende. No, mi dicono allora che andiamo in pubblicità un attimo, vedremo il contributo più tardi. Allora regia, grazie, pubblicità. Ben ritrovati, ultima parte del nostro Focus TG, andiamo a Belluno dalla nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi, perché oggi è stata conferita la cittadinanza onoraria della città al CAI. Si è da poco conclusa la cerimonia di consegna ufficiale della cittadinanza onoraria di Belluno alla sezione del CAI di Belluno, Francesco Terribile. Al mio fianco il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, il presidente della sezione del CAI di Belluno, Paolo Barp, ancora per poco perché tra qualche giorno ci sarà il rinnovo del direttivo. È stata una
decisione assunta dal Consiglio Comunale all'unanimità nei mesi scorsi. Si è protratta la consegna perché il sindaco voleva sicuramente essere presente e voleva che questa consegna di cittadinanza fosse una cosa addirittura personale, vero sindaco? Perché lei ha un grande legame con chi fa parte della sezione del CAI di Belluno. Assolutamente sì, volevo essere presente alla consegna di questa cittadinanza e ringrazio comunque tutto il Consiglio Comunale che si è espresso all'unanimità, perché il lavoro fatto in questi anni anche col Presidente Paolo Barb è stato importante su tenere un lavoro importante sui sentieri, sui bivacchi, per rendere la montagna più sicura, per far crescere la cultura della montagna. E questo è tutto il grande lavoro che ha svolto il CAI con tanti giovani che è riuscito a intercettare, e credo che questo lavoro vada valorizzato, e quindi avevo veramente piacere esserci, e anche perché il Presidente Barb mi ha tesserato col CAI, quindi da tesserato volevo doppiamente essere qui oggi a questa consegna, e dobbiamo essere tutta la città di Belluno onorati di avere consegnato la cittadinanza a una sezione veramente che 130 anni che opera per le nostre montagne, e credo che con anche l'auspicio che possa continuare così per rendere la montagna sempre più sicuro e la cultura della montagna possa anche inserirsi all'interno di giovani anche sotto forma di rispetto. Abbiamo detto un'assegnazione all'unanimità, un gioco di squadra che è stato certamente accolto con grande favore sia all'interno dell'emiciclo di Palazzo Rosso che naturalmente dal CAI di Belluno, dove all'interno del quale, Presidente Barb, il gioco di squadra è fondamentale. Certo, questi 6 anni sono stati 6 anni di grande soddisfazione proprio per la coesione che c'è stata all'interno del direttivo. Io non ricordo assolutamente sedute dove ci siamo arrabbiati, c'è stato ma abbiamo sempre accolto tutte le proposte con una condivisione massima, e da qui credo la squadra è stata vincente. Voi Presidente siete testimoni e custodi anche del territorio bellunese, lo fate con orgoglio. Beh, certamente. Ricordiamo innanzitutto che siamo all'interno di un parco, è un parco nazionale, è uno dei parchi più importanti d'Italia, ed è un parco che asseconda molte anche le nostre richieste, che ci aiuta anche, per esempio, anche nella sistemazione e nella manutenzione straordinaria dei sentieri attraverso i contributi, ma che ci aiuta costantemente attraverso la sua opera, attraverso i carabinieri forestali e quelli della biodiversità. Sono, come si può dire, iniziative che ci portano a essere tutti quanti nella stessa strada tracciata. E questo è importante perché l'ambiente naturale che ci troviamo è un ambiente incontaminato. Allora rendiamoci conto dell'ambiente che abbiamo. Così il CAI, con la sua importanza, naturalmente lo avete sentito anche proprio nella tutela ambientale, ed è stato presentato nelle scorse ore l'andamento turistico di un altro scenario molto bello, Bassano del Grappa, con numeri sempre più in crescita. Siamo molto felici di annunciare che il turismo sta prendendo sempre più piede a Bassano del Grappa, quindi questo è davvero un segnale positivo, perché vuol dire che insomma come amministrazione, anche con l'aiuto dei tanti privati che ci sostengono, si sta lavorando bene. Il turismo a Bassano continua a crescere, lo confermano i dati del 2025, migliori rispetto a quelli del 2024. Si registrano quasi 95.000 arrivi e 189.000 presenze, contro i 90.000 e le 175.000 dell'anno precedente. Più visitatori quindi, ma anche una maggiore durata media dei soggiorni. Le presenze aumentano del 9%, un valore circa 10 volte superiore rispetto alla crescita complessiva del Veneto, che ammonta allo 0,9%. Con l'arrivo della primavera la città si prepara con nuove iniziative, a partire dalla riapertura della torre civica già da questo sabato, ma non solo.
Questa domenica, quinta edizione dei Colli Veneti, una giornata regionale che vuole proprio andare a valorizzare e tutelare le nostre bellissime colline. Noi abbiamo organizzato assieme a Coldiretti Campagna Amica Vicenza e la Nordic Walking una passeggiata domenica mattina che avrà anche delle tappe di degustazione proprio dei nostri prodotti tipici enogastronomici del territorio. Riprendiamo, visto il successo dello scorso anno, il ciclo di visite guidate a Bassano del Grappa, quindi una visita con delle guide con patentino che porteranno visitatori turisti ma anche gli stessi bassanesi a fare un giro di Bassano del Grappa, del nostro centro storico, per scoprire tutti i nostri monumenti a cielo aperto. A Vicenza invece una vetrina chiusa del centro storico riapre con i colori biancorossi. La Basilica Palladiana si tinge ancora più di bianco-rosso grazie ad un locale sfitto che il Comune ha consegnato all'Lanerossi Vicenza con una concessione temporanea fino al 31 agosto dove verrà allestito uno store temporaneo dedicato alla squadra. Operazione che accorpa un duplice obiettivo, spiega l'amministrazione: valorizzare un bene storico e culturale come l'edificio palladiano ridando vita alle vetrine e dare visibilità alla squadra dopo la vittoria del campionato e la promozione in B. Il Vicenza Calcio ha presentato due offerte, una per il negozio sotto la Basilica, uno per il negozio in piazza Matteotti, l'ex colorificio Pozzan. Nel caso del negozio della Basilica è pronto in questo momento ed è sfitto, per cui ci sarà un affidamento temporaneo per qualche mese nel cuore della città. In Basilica Palladiana arriva un negozio legato ai colori dell'Lanerossi Vicenza, mentre poi ci saranno due bandi, uno per questo negozio e uno per il negozio di piazza Matteotti, per un affidamento definitivo su cui Vicenza ha manifestato l'interesse. Vedremo come andrà il bando. Un presidio del Vicenza Calcio nel cuore del centro storico della città che riserva sorprese alla luce della recente vittoria, lasciando trapelare l'arrivo di eventi ad hoc nelle prossime settimane. Non solo per il negozio, ma penso anche che qualcosa in più verrà organizzato nelle prossime settimane. L'entusiasmo insomma non cala a Vicenza. Noi ci fermiamo qui, sapete che il sabato il nostro Focus TG dura un pochino meno. Grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Mattia Pizzaia, ad Antonio Pol. L'appuntamento naturalmente è con i nostri telegiornali di questa sera. A voi tutti un buon pomeriggio, arrivederci.